Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Iniziamo questa settimana per quanto riguarda Screenshot, ovviamente ritornando a parlare di politica. Inizia la nuova legislatura targata Giorgia Meloni e allora cerchiamo di contattare uno dei protagonisti che ha avuto anche, chiamiamolo un battibecco, anzi no, uno scontro a distanza. Deborah Serracchiani, capogruppo dei deputati del PD. Buonasera Serracchiani, la rivediamo. Buonasera a voi, ben ritrovati. Ho detto battibecco, ma in verità è uno scontro a distanza, perché poi, dopo quella frase che ha detto sulle donne, la Meloni, lei non ha avuto diritto di replica. Posso dire così, no? No, perché purtroppo funziona così, in Eh, effetti ha avuto l'ultima parola sì, perché non si può intervenire immediatamente in quei casi. Però sì. diciamo, ho avuto modo di replicare alla Presidente Meloni, anche perché devo dire che ha avuto un atteggiamento, insomma, non proprio consono a un Presidente del Consiglio che risponde, seppure in replica, a delle osservazioni che, piaccia oppure no, sono state fatte. Poi tra Mm, l'altro ha estrapolato una frase di un discorso un po' diverso, dove io ho detto che oggettivamente non basta rompere quel tetto di cristallo se poi passa una sola donna, e effettivamente, come mi ha invitato a fare, io la fotografia dei ministri l'ho vista, c'era lei e poi tutti uomini con soltanto due donne sedute, quindi francamente se quella è la fotografia di una donna che dice che, come dire, lavora anche per le donne, insomma qualche dubbio mi è venuto, come mi è venuto rispetto ad alcuni diritti che sono un patrimonio comune non solo delle donne ma di tutto il nostro paese, che purtroppo vediamo messi a rischio quotidianamente anche in alcuni paesi europei, penso all'Ungheria, penso alla sì. Polonia. Quindi insomma è importante che ci sia una vigilanza da parte delle opposizioni, e io gliel'ho chiarito, direi anche in modo piuttosto evidente. Quindi lei dice non basta solo una donna sola al comando, gli anni scorsi dicevamo sempre uomo solo al comando, in questo caso donna solo al comando per testimoniare insomma, che la presenza delle donne sia così effettiva all'interno di questo esecutivo. Questa è la Ma sì, sostanza. assolutamente, io le ho dato atto alla Presidente Giorgia Meloni che avere una prima donna Presidente del Consiglio è un fatto storico, di cui tutti devono essere lieti, io per prima lo sono. Dopodiché però da lì a dire che è sufficiente, questo no. Anzi, proprio perché c'è una donna Presidente del Consiglio, magari mi sarei aspettata che ci fossero più donne in Consiglio dei Ministri e magari anche in ruoli che non fossero marginali come quelli che vengono dati. A parte una tecnica, la dottoressa Calderone, che guida il lavoro, per il resto le donne oggettivamente non hanno avuto ruoli importanti, come è accaduto invece in passato. Per cui mi sono limitata a, diciamo così, precisare alla Presidente Meloni che non basta essere una donna se poi non si fanno politiche per le donne. E oggettivamente, se guardo al lavoro che abbiamo fatto nella scorsa legislatura, la parità salariale, i congedi parentali, l'assegno unico che io ho ricordato nel discorso di ieri e sul quale purtroppo la Presidente Meloni non ha detto granché, questi sono, diciamo così, strumenti che mettiamo a disposizione delle donne per poter vivere meglio loro, la loro famiglia, e per poterle ogni volta, diciamo così, non costringere a scegliere tra il lavoro e la famiglia. Su questo la Presidente non ha detto nulla. Allora, però ha parlato, la nuova Presidente, ha parlato di bollette, se non sbaglio, ha parlato di flat tax, ha parlato di promesse che non verranno mantenute subito. Che discorso è stato secondo lei? Ma è stato, diciamo, un discorso molto ideologico. Ha Mm. presentato all'Italia la destra italiana. Ci sta pure, insomma, è un governo di destra che lei guida con determinazione, quindi ci sta ovviamente che sia anche un manifesto ideologico. Quello che mi preoccupa sono le mancate risposte. È vero che ha fatto un elenco di problemi, tra cui oggettivamente c'è quello delle bollette, ma per esempio non ci ha detto cosa vuole fare, cioè se vuole continuare a insistere sul prezzo del gas, sul tetto del prezzo del gas in Europa, oppure se pensa che se non lo si otterrà subito si possa fare il disaccoppiamento del costo dell'energia elettrica prodotta da gas dal costo dell'energia elettrica prodotta da energie rinnovabili. Né ci ha detto nella prossima manovra di bilancio come pensa di rispondere all'impatto delle bollette sui salari e gli stipendi delle famiglie e anche sulle pensioni. E per esempio sulle pensioni ha in qualche modo forse smentito addirittura quello che poche ore prima diceva il suo vicepresidente del Consiglio Salvini, così come diciamo così, lo ha rimesso in riga per quanto riguarda la flat tax, perché gli ha chiarito che non è proprio quella che intendevano lui e Berlusconi. E in più, questo sì, è francamente
non mi trova assolutamente d'accordo, e lo dico non a caso da una terra che ha fatto del rispetto delle regole, del vivere civile, come dire, un patrimonio di tutti. Parlare di nuovo di condoni, onestamente credo di no, credo che sia troppo. Senta, come ci si sente a essere di nuovo capogruppo? È un bel impegno, devo dire, soprattutto in un gruppo che è fortemente rinnovato e soprattutto in un partito che si trova all'opposizione, ed è molto impegnativa e anche molto, per certi versi, anche utile ed affascinante, devo dire, insomma, perché l'opposizione ti permette davvero di essere non soltanto, tra virgolette, come alcuni dicono, contro quelle che saranno le proposte della destra, ma ti consente di costruire un'alternativa a quella idea, a quel paese, e questo insomma è oggettivamente non solo una grande sfida, ma è anche molto impegnativo. Ecco, qualcuno dice che appunto sua opposizione, voi avete, lei ha usato la parola Mi faccia alternativa. dire anche una cosa: Certo, stamattina abbiamo prego. avuto una prima, anzi poche ore fa, alle 3:30, c'è stata la prima capigruppo, alla presenza del neo ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, a cui ovviamente faccio anche da qui i miei auguri di buon lavoro, ed è stato insomma anche, tra virgolette, me lo consenta, bello anche vedere insomma sia lui che me, insomma, seduto in questo consesso così importante, rappresentare anche la nostra regione. Come lo trova Ciriani? È in grado, secondo lei, di Ha un svolgere questo ruolo, al di compito. là delle varie diverse ideologie? No, ha un compito difficile, però è una persona seria con cui mi sono confrontata anche aspramente, come è giusto che sia, da opposti scranni quando ero in regione. Abbiamo avuto modo di lavorare, seppure in lontananza, perché lui era al Senato nella scorsa legislatura, e devo dire che insomma ha di fronte a sé un passaggio impegnativo, perché devo dire che il ministro per gli affari con il Parlamento è veramente una figura centrale non solo per la maggioranza, ma anche per i rapporti con l'opposizione. Ci saranno dei passaggi delicati e quindi insomma dovrà essere un bravo tessitore. Da qua ai prossimi mesi, ai prossimi anni può capitare di tutto, si sa. Poi bisogna vedere anche se la maggioranza tiene. Con il Movimento 5 Stelle c'è la possibilità di tornare a fare di nuovo feeling, a risposarsi? Non so, usiamo un'altra parola, non so, mi dica lei, insomma. Cioè a Non ci siamo mai colloquiare con loro sposati, oppure proprio tant'è. c'è uno strappo? No, non ci siamo mai sposati, e chissà cosa sarebbe successo se avessimo dovuto affrontare anche un divorzio, onestamente, per cui meglio così. No, direi, io sono molto fiduciosa che nel lavoro quotidiano di commissione, quando insomma ricomincerà questo nostro lavoro d'aula, si riescano a trovare anche dei punti in comune. Insomma, alla fine siamo riusciti a farlo nella scorsa legislatura, mi auguro che riusciremo a farlo anche in questa. Ovviamente abbiamo posizioni anche diverse su alcuni temi, ma le avevamo anche prima. Oggi essere all'opposizione ci dà una responsabilità in più, e quindi insomma cercheremo di tessere anche noi i fili, riannodare i fili dell'opposizione, non solo con il Movimento 5 Stelle, per quanto mi riguarda anche con il terzo polo, naturalmente. Ovviamente, come lei sa, non solo nei matrimoni, ma anche semplicemente per essere seduti allo stesso tavolo e potersi parlare, bisogna essere in due, insomma, per cui mi Certo. auguro che tutti vogliano aprire questo dialogo. Certo. Senta, le chiedo una delle ultime cose, onorevole. Sabato c'è un importante appuntamento, se non sbaglio, a Palmanova per quanto riguarda il PD regionale, questo PD che cerca una guida o quantomeno un traghettatore. Sì. Da Giau, Liva, chi? Ci dica lei, insomma, qual è l'indirizzo, dove sta andando il PD? Cosa ne uscirà da Ma quell'assemblea? allora, dopo le dimissioni del segretario regionale, il nostro statuto prevede che si possa eleggere, se ci sono le condizioni, se ci sono i numeri, se c'è la volontà dell'assemblea regionale, di eleggere appunto un segretario regionale che ha un mandato pieno, e che sarà un segretario regionale a cui tra l'altro affidare un compito gravoso, perché dovrà continuare e in parte ricominciare un lavoro di tessitura appunto nella costruzione della coalizione, nell'individuazione dei candidati, ricordiamoci, non soltanto alla regione, ma anche ad esempio al comune di Udine. Quindi insomma è un lavoro prezioso e importante, e io spero che saremo in grado di dare questo mandato con pienezza di funzioni, anche con fiducia, alla persona che verrà scelta sabato. Contrariamente ad alcuni, non starò qui a dirle chi preferisco, anche perché io non voto in assemblea regionale, ma certamente ho una preferenza, perché credo oggettivamente che insomma serva una persona di esperienza, ma insomma ne hanno tutte e due,
serva una persona di esperienza. Io penso anche che serva una persona impegnata a tempo pieno su quelli che sono appunto gli impegni gravosi che avremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Spero che l'Assemblea riesca ad eleggere il segretario regionale e che si riparta immediatamente a costruire questo lavoro, insomma, di tessitura che è veramente importante e in parte siamo anche già in ritardo. Cosa serve al Comune di Udine invece? E voi al PD invece, per il PD, cosa serve? Una persona che riesca a radunare tutti quanti o una persona proprio del PD che guidi il Comune? Intanto serve una persona che abbia una visione e un'idea per la città. Io del Friuli sono un po' preoccupata perché vedo una Trieste che intorno al proprio porto sta non solo rinascendo ma sta riconsolidando, se vuole consolidando una sua posizione. Vedo un Pordenonese dove comunque l'attività manifatturiera è un'attività importante che sta anche in qualche modo consolidandosi anche lì, anche nei rapporti col Veneto, ma non solo. Vedo Gorizia che ha una grandissima opportunità nella Gorizia 2025 e vedo un Friuli che rischia in qualche modo di essere schiacciato in dinamiche nelle quali non riesce a trovare, diciamo così, un obiettivo, una spinta, e quindi spero che il prossimo sindaco sia un sindaco che abbia una visione molto larga della città, che significa non chiudersi dentro le mura della città, significa rispondere ai bisogni dei cittadini, che sono da quelli diciamo minimali a quelli più grandi, ma anche avere una visione tale che permetta alla città di Udine, ma direi a tutto il Friuli, di conquistare una centralità che in questo contesto rischia veramente di perdere o quantomeno insomma di non riuscire a valorizzare appieno, se penso anche ad esempio alle risorse che avremo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al lavoro che si sta facendo anche con altre regioni. Questo serve a Udine e mi auguro che il centro-sinistra tutto abbia una candidatura forte che vada in questa direzione e che in questo ci sia ovviamente come protagonista principale il Partito Democratico. Mi permetto di dire solo un'ultima cosa, lei parlava che il Friuli sta soffrendo, parlava però di economia, ma magari togliendo lei, togliendo De Monte, togliendo Rizzetto, magari anche una rappresentanza più forte. Io noto tanto Trieste e soprattutto Pordenone. Mi consenta Guardi, questo? Cioè, non so se è una mia analisi oppure lei riscontra anche questo. Sì, questo è un problema legato alla riduzione del numero dei parlamentari, purtroppo. Noi avevamo avvertito, lei ricorderà che io avevo una posizione molto critica, diversa da quella del Presidente Federica, perché sottolineavo che non solo c'era il rischio di non dare più rappresentanza alla nostra multiculturalità, penso ad esempio alla minoranza slovena, ma c'era il timore, che poi si è rivelato purtroppo reale, di andare a tagliare proprio nelle piccole regioni come la nostra tanto, anzi troppo, così da non consentire un'adeguata rappresentanza territoriale. Questo dà una grande responsabilità anche a noi parlamentari. Io nelle scorse settimane, nell'ultima no, perché oggettivamente siamo impegnati a Roma nella costruzione degli assetti della Camera e quindi sono un po' più assente, ma nelle ultime settimane ho potuto partecipare ad iniziative su tutta la regione, perché credo che il dovere che avremo sarà quello di andare oltre quelli che sono i nostri collegi e cercare davvero di rappresentare tutta la regione. Questo è un dovere che dobbiamo fare sia quando incontriamo i sindacati di Varsila, sia come ho fatto io quando incontro le RSU dell'Electrolux, sia quando andiamo a dialogare con i sindacati di Udine per capire quali sono i problemi di Udine. Bisogna avere coscienza del fatto che dobbiamo coprire un territorio grande come quello regionale. Bene, la ringrazio Serracchiani. Le chiedo solo un'ultima cosa da bookmakers: quanto dura sto governo? Non lo so, bisogna chiederlo al centrodestra. Io penso che, insomma, non gli manchi la forza per reggere, mi pare però che partano con delle divisioni abbastanza importanti. Ieri devo dirle che al di là del battibecco che ho avuto io con la Presidente Meloni, vedere che alla fine delle sue repliche metà del centrodestra non l'ha applaudita ha fatto un certo effetto. Questo devo dire che è stata una cosa che ha colpito tanti. Sì, quanto vedere tanti scranni vuoti anche, soprattutto. No, attenzione però, attenzione, quello degli scranni vuoti è dovuto anche alla riduzione del numero dei deputati. Sicuro, infatti dicevo su quello, fa effetto vedere l'emiciclo praticamente semivuoto. No, ma infatti guardi, io penso che dovremmo suggerire al Presidente della Camera di eliminarli, perché almeno siamo sicuri che non dà l'effetto della sala vuota, perché questo veramente è brutto anche per noi. Se ci guardano dall'estero
questo lo dico che siamo tutti assenteisti lì, quindi. È vero, è vero, è vero. Purtroppo invece siamo in 400 in una sala da quasi 700, questo è il problema. Va bene, grazie mille, buona serata. Grazie a voi, grazie e buon lavoro. Grazie. Andiamo in pubblicità. Eccoci ben ritrovati dopo la pubblicità, il ruolo delle donne, questo è il tema della puntata. Abbiamo sentito anche l'intervento di Deborah Serracchiani, che è capogruppo del PD, anche perché doveva motivare ieri un po' il litigio a distanza anche col Premier Meloni. Adesso dovremmo avere in collegamento per noi Dusi Marcolin, che è praticamente la Presidente della Commissione regionale pari opportunità. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera a voi. Allora, facciamo un po' il riassunto anche sul ruolo delle donne in politica, nel lavoro, se ci sono stati dei cambiamenti in questi ultimi anni e cosa deve fare la politica per poter cambiare questo ruolo delle donne? Allora, la politica in realtà qualcosa sta facendo, ma non evidentemente abbastanza affinché le donne siano maggiormente partecipi alla vita amministrativa anche del paese. E, sicuramente diciamo, l'obiettivo è quello di coinvolgere le donne e farle partecipare alla vita attiva, sia dal punto di vista delle amministrazioni, quindi nella vita, partecipare insomma alla vita politica, sia nel mondo del lavoro piuttosto che in altro. Devo dire che la regione nostra è un po' fanalino di coda e questo mi dispiace doverlo rimarcare ancora una volta, ma per esempio a noi, Regione Friuli Venezia Giulia, insieme a altre 2 regioni in Italia, manchiamo ancora per esempio della doppia preferenza di genere nella scelta nelle elezioni regionali, mentre è prevista nelle elezioni amministrative, quindi comunali, non è ancora prevista e ci auguriamo che presto questo accada, perché è vero che le quote rosa non sono la panacea non risolvono i problemi, però sicuramente aiutano e hanno aiutato nel tempo ad inserire le donne diciamo, nel mondo e nella vita pubblica e amministrativa. Di certo è una questione di mentalità. Noi siamo più portate ad essere sicuramente a lavorare in senso stretto nel mondo piuttosto del volontariato, piuttosto che dedicarci ad altre cose. E la politica l'abbiamo sempre vista un po' con un occhio un po' più diciamo critico. Ora però abbiamo dimostrato, e lo stiamo dimostrando in questi giorni, che a riuscire a arrivare a governare significa anche mettersi in gioco e riscoprire diciamo delle possibilità che probabilmente in mano, diciamo così, anche al genere femminile possono contribuire a migliorare, ecco, questa nostra società. Ecco, allora Presidente, noi abbiamo un collegamento che è un po' difettoso dal punto di vista del video, con l'audio la sentiamo benissimo e nel frattempo abbiamo riempito un po' le immagini mentre cerchiamo di vedere se riusciamo a ripristinare anche il collegamento video e la vediamo frizzata, come si suol dire, in questo momento. Abbiamo visto delle immagini che scorrevano sul Consiglio regionale. Quello che mi faceva colpo, che magari non so se anche gli altri telespettatori sono riusciti a cogliere, è vedere tantissimi esponenti ancora maschili. È vero che noi abbiamo una premier donna adesso, prima nella storia in Italia, però ci sono ancora tanti uomini che svolgono un ruolo importante nella politica, come magari anche nelle società partecipate, nelle amministrazioni. Le donne, l'ha detto magari anche prima anche la Serracchiani, sì è vero, abbiamo una premier donna, ma magari altre non rivestono un ruolo di primaria importanza e questa è ancora una mancanza. Beh, diciamo che è una mancanza perché si sa, lo abbiamo visto, è un mondo prettamente frequentato dagli uomini. Certamente le donne poi se ne hanno la possibilità e riescono a dimostrare che valgono tanto quanto, e certo bisogna dar loro l'opportunità e quindi rendere veramente paritario, ma non solo a parole, ma anche nei fatti, le possibilità di arrivare. Giorgia Meloni ha dimostrato con i fatti che non è una questione diciamo, di quote rosa, piuttosto che
è una questione anche di impegno, diciamo, di costanza, di insistenza, e lei è arrivata e ha finalmente, per tutte noi, per tutte le donne, rappresenta veramente un punto di partenza, perché è arrivata dove forse 5 anni fa neanche pensavamo fosse possibile. Mi dispiace che molte volte ci siano delle critiche, magari che arrivano dalle stesse donne. Questo mi intristisce molto e rende qualche volta difficile anche il nostro lavoro. Dovremmo essere un po' più solidali e meno critiche, o soffermarci meno sugli aspetti meno importanti e guardare di più diciamo, alla concretezza delle questioni. Ora, lancio anche una provocazione: se è una questione di passare dalle parole ai fatti, se bisogna essere concreti, non è importante dire ministro o ministra, ma è importante fare delle politiche attive. Pensiamo a assegni familiari piuttosto che affinché la donna non abbandoni anche il proprio lavoro, asili nido, scuole, magari nelle stesse aziende. Poi possiamo anche pensare altro, anche lo stesso il compenso paritario uomo-donna. Sono queste le vere politiche che possono spingere le donne a intraprendere una propria carriera e quindi occupare i posti giusti manageriali. Assolutamente, e questo è il lavoro importante che anche la politica deve fare. Il gender gap, la differenza salariale non dovrebbe esserci in nessun modo, però viene ancora purtroppo percepito e non è più diciamo giustificabile. Molto la Regione ha fatto, e devo dire sta facendo, e bisogna riconoscerlo, molto sta facendo nell'andare incontro alla famiglia, quindi alle madri, con gli asili, con gli interventi per la prima infanzia, eccetera. Ma la stessa Premier ieri, Giorgia Meloni, non ha parlato, cioè ha parlato moltissimo anche di lavoro, di welfare, di una società che non costringa a scegliere le donne tra lavoro e famiglia, tra lavoro e maternità. E questo è fondamentale, per cui bisogna insistere con la natalità, con tutto quello che riguarda la famiglia, ma anche pensare certamente alle donne single che vogliono lavorare, e alle donne che magari non hanno tutte le possibilità che hanno evidentemente in certi contesti gli uomini, che sicuramente sono un po' più agevolati da questo punto di vista. Vedo che invece purtroppo ci si sofferma ancora e troppo a tristi polemiche. Non sarà un articolo, anche se riconosco ed è giusto che il linguaggio sia corretto, perché probabilmente è un passaggio culturale di cui necessitiamo di abituarci, no? Nel tempo è stata sempre utilizzata diciamo, alcuni sostantivi maschili per definire magari alcuni lavori. Ci viene più difficile perché non è non è una nostra abitudine. Non trovo niente di sconvolgente se una persona una donna vuole continuare a farsi chiamare assessore piuttosto che assessora. Non vedo quello il problema. Preferisco sapere che un assessore mi ha risolto tanti problemi, piuttosto che un'assessora si sia vantata dell'aver utilizzato un termine e non aver poi prodotto risultati concreti per le donne di cui veramente abbiamo bisogno. E questo si riallaccia un po' anche a quella che è la nostra attività, e dobbiamo assolutamente insistere e partire proprio con le nuove generazioni, perché dalla scuola, e da lì si innesca il meccanismo di questo cambio culturale di cui necessitiamo, perché i tempi sono veramente cambiati. Io riflettevo e vi anticipo, tra pochi giorni proprio a Trieste ospiteremo una conferenza importante della conferenza delle presidenti pari opportunità delle commissioni regionali di tutta Italia, dove inizieremo proprio a un dialogo e a parlare di questo cambiamento necessario anche nella nostra formazione, no? La legge che istituisce la commissione è targata e datata 1990, per cui sono passati 30 anni, ma solo gli ultimi 2 di pandemia hanno sconvolto questa società, per cui probabilmente
dobbiamo ragionare, vedere e porci degli obiettivi che ci portino veramente e concretamente a rendere più paritaria la situazione tra generi, tra uomo e donne, insomma. Bene, io la ringrazio Presidente per questo suo intervento che ci ha aperto anche, ampliato il discorso non solo dal punto di vista politico, ma anche di lavoro imprenditoriale, la famiglia, il ruolo insomma della donna che può ricalcare nel presente e nel futuro. Complimenti per il vostro lavoro, io la ringrazio e le auguro buona serata. Grazie, grazie a voi. Buona serata anche a tutti voi, cari telespettatori. Screenshot torna come sempre domani, solita ora, 19:45. Arrivederci.